7 giorni fa sono stati giudici severi nella lotta per la conquista del titolo. Oggi si affrontano per dare fondo e speranze agli obiettivi per questo finale di stagione tutto da vivere. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio dallo stadio Licauli di Piana degli Albanesi. Sono Francesco Cammuca. La partita è quella tra il San Giorgio Piana e il Marsala, turno numero 21 del campionato di Eccellenza Sicilia Girone A. È pronta la battuta Pedalino. Fischia l'arbitro. Pedalino va a mettere in mezzo questo pallone, colpo di testa non preciso da parte di Lettieri. Primo tentativo comunque della partita. Assistenti Francesco Dimenti della sezione di Enna, il primo assistente lato panchine. Lato tribuna invece Giovanni D'Agostino della sezione della Ciriale. Intanto conclusione e la parata di Lamin Sisei sul tentativo di Mangiaracina. Calcio d'angolo verso Agolli. Agolli spalla alla porta, riesce a tenerla a scaricare su 5 mani. Il cross rasoterra intercettato, la palla rimane lì. Pedalino destro, pallone fuori, ma molto meglio il Marsala in questo avvio. Genesio, ancora Duli, subentra nuovamente il capitano del Marsala. Genesio, serie di rimpalli, il tocco in mezzo, colpo di testa, quella palla rimane lì per il tiro. Di poco fuori il tentativo di Mangiaracina. Ricorso, allarga, Agolli ha capito tutto ma va a vuoto. E allora Pane Bianco con il cross allontanato sui piedi di Pace che cerca luce per il tiro. Tiro da dimenticare però. Attenzione a questa palla lunga per la corsa di Mangiaracina, inseguito da Tricoli. Mangiaracina, 1 contro 1, entra in area, la sterzata Mangiaracina, lo scarico indietro, il cross di Mazzeo, secondo palo Genesio, pallone che rimane lì! Mangiaracina porta in vantaggio il Marsala, azione insistita della squadra di Bruccoleri che passa a condurre dopo 7 minuti col suo uomo gol. Mangiaracina. La girata di Pace va a vuoto, qui Petrucci prova a partire Torres, lo scontro con 5 mani e c'è il cartellino rosso, espulso 5 mani per l'entrata su Torres, in 10 il Marsala. Barriera foltissima, c'è praticamente tutti i giocatori del Marsala in linea, ma occhio alla rincorsa, la battuta di Pace, blocca Furnari che poi va giù. Si muove Di Fatta, il pallone per lui sui piedi. Di Fatta converge alla palla sul destro, pone il cross, Maltese rovesciata! Palla fuori di pochissimo, se lo stava inventando Toto Maltese. Che va ancora dall'altra parte, c'è Pane Bianco, controllo al limite. Pane Bianco scarica su Acquaviva che propone questo cross, colpo di testa, pallone che rimane lì! E Maltese con la rete del pareggio, sempre Totò Maltese a togliere le castagne dal fuoco al San Giorgio Piana che a 13 dalla fine riesce a pareggiarla. Serra i ranghi. Sisei batte lungo. Stacco di testa di Caio, poi attenzione Maltese, ha controllato Maltese! Palla fuori di nulla, occasionissima subito per Maltese. Viva Pane Bianco, adesso gioca a centrocampo quasi. Pane Bianco, lo scambio ancora, Pane Bianco in area, si defila Pane Bianco, cerca luce per il tiro, lo trova! Pane Bianco, la prima gioia in maglia rossonera per il numero 7, ultimo arrivato, che trova questa parabola imprendibile col sinistro, anzi col destro, che è il suo piede meno forte, e il gol del 2-1 per il San Giorgio Piana che l'ha ribaltata. Altra palla sventagliata a vuoto, questa volta Mazzeo, e allora Torres non accelera, vuole comunque puntare. Torres attraversa tutto lo specchio della porta, il tentativo del Cianci, cerca compagni a cui darla, poi la perde in malo modo. Per l'arbitro basta così, erano effettivamente 4 i minuti di recupero. Finisce con la vittoria del San Giorgio Piana che in rimonta con l'uomo in più batte il Marsala per 2-1.